Avevano la loro base operativa in un condominio di Favaro Veneto, in un appartamento di Spinea, la banda di 5 albanesi specializzata in furti in casa, fermata dai carabinieri di Piove di Sacco. Un'indagine partita a fine settembre dopo il furto di una potente BMW in un'abitazione di Polverara. Da qui, grazie a pedinamenti, appostamenti, intercettazioni, i carabinieri sono riusciti a ricomporre un intricato puzzle e a dare un volto ai componenti della banda, attentissimi a coprire ogni loro possibile traccia. Specializzati nel furto di auto di grossa cilindrata che poi usavano per le loro quotidiane scorribande dal tardo pomeriggio all'alba tra Padova, Venezia e Treviso, ma anche in Friuli e persino in Toscana, e 5 ripulivano con cura ogni traccia, portando i mezzi in autolavaggi come questo nel Trevigiano, dove aspiravano tutto. Le autovetture che utilizzavano, soprattutto quelle rubate, le pulivano al termine della uscita dove si recavano a fare i furti, nel timore di aver lasciato involontariamente i contatti digitali su cui i rilievi dell'arma potessero poi trovare riscontro con nomi o cognomi. Nessun telefono era acceso durante le scorribande per comunicare tra loro. I 5, che entravano in case vuote ma anche in piena notte con i proprietari all'interno, utilizzavano ricetrasmittenti. Nelle case dei 5 sequestrati oggetti preziosi, capi di abbigliamento, occhiali, 2.500 euro in contanti, furti ma anche un violentissimo pestaggio a colpi di mazza da baseball a dicembre ai danni di un connazionale titolare di un bar di Noventa Padovana per motivi ancora sconosciuti, e lo speronamento a novembre di un'auto dei carabinieri a Vigonza. Armati, sequestrate anche 4 pistole e pronti a tutto, i 5, che in 4 mesi avevano messo a segno una quarantina di colpi, sono accusati di associazione a delinquere, furti e lesioni gravissime. Perché i soggetti erano estremamente pericolosi da un lato e avevamo avuto degli indizi che potessero fuggire dall'Italia, motivo per il quale abbiamo proceduto con i fermi.